I 3 stadi della penuria sicula. Pane e alive, periodo in cui il proprio corpo rimane per volontà delle altrui aspettative a digiuno da contatti fisici con il prossimo. Raggia, periodo di astinenza prolungato da contatti fisici con il prossimo che porta il siculo a mostrare rabbia verso chiunque entri in contatto con la sua sfera vitale, anche solo per domandargli che ore sono. Naturalmente non è necessario specificare che tale atteggiamento non aiuta a migliorare il proprio status. L'arraggiato, individuo siculo costretto ad evitare contatti intimi con il prossimo a causa di vicende esterne alla sua volontà. Non li cagano manco le cani. Quando tale castità si protrae eccessivamente nel tempo, il suo sistema nervoso si logora velocemente, portandolo a reagire in maniera sproporzionata a qualsiasi azione casuale esterna, come per esempio un collante smagliato. Tali insignificanti eventi scatenano la sua ira funesta verso chiunque capita all'interno della sua sfera vitale. Allupato, individuo che, in preda alla disperazione causata da un periodo eccessivamente prolungato di astinenza da contatti fisici con il prossimo, allea i propri neuroni al raggiungimento di un unico obiettivo: allungare le proprie grinfie su chiunque si avvicini al suo territorio di caccia. Tali individui pensano a torto che, per una questione statistica, maggiore sarà il numero delle sue vittime, maggiore sarà la possibilità di raggiungere un successo.